Zaia, interpellato sulle elezioni in autunno, ha definito una follia convocarle in quel periodo quando, ha spiegato, gli esperti prevedono un ritorno del Covid. Dal Presidente del Veneto anche un monito al governo sulla necessità di cambiare rotta rispetto alle televisioni e alla stampa locale, per le quali al momento non è previsto nessun tipo di sostegno. Riaprire nella massima sicurezza le aziende venete strategiche per l'export, questa è la priorità degli industriali veneti che promuovono il decreto liquidità con riserve in attesa dei dettagli. E sul decreto scuole invece l'attacco dell'assessore regionale all'istruzione Donazzana al ministro Azzolina, no all'avvio dell'anno scolastico a inizio settembre, il calendario dice lo decidono le regioni. Giallo sulla tragedia avvenuta nella notte tra Punta Sabbioni e Lido, due sorelle di origini magrebine annegano dopo essere sparite da una motonave a CTV, sono state trovate mano nella mano. Tragedia a Seren del Grappa, una donna di 85 anni è morta questa mattina nell'incendio della sua abitazione. Nel Padovano invece le fiamme hanno distrutto una parte del bosco sui colli euganei. Mondo sportivo fermo, la stagione della Serie A femminile di volley assegnata a tavolino all'Imoco Conegliano, ma non lo scudetto. Coach Santarelli non perde la speranza di poter concludere il campionato. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano tutti gli aggiornamenti sul coronavirus con i dati appena arrivati e con l'ultimo bollettino della regione. Salgono a 12.021 i contagiati con più 96 casi. Era da settimane che non si vedeva una crescita a due cifre, quindi sotto ai 100 casi. Di questi 10.245 sono gli attualmente positivi, 722 i deceduti tra strutture ospedaliere ed extraospedaliere e 1.054 i negativizzati, 18.866 soggetti in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece i ricoveri, sono 1.558 le persone in questo momento ricoverate negli ospedali del Veneto, con meno 21 pazienti. Calano anche i pazienti in terapia intensiva di 8 unità, il numero al momento è di 289 letti occupati nelle terapie intensive degli ospedali del Veneto. 1.316 i dimessi, 656 i deceduti. Purtroppo anche questa sera aumenta il numero delle persone che hanno perso la vita, con 22 casi in più. Per quanto riguarda le strutture territoriali, diamo un occhio anche a questi dati. Sono 148 i pazienti ricoverati in queste strutture, con 3 casi in più rispetto a questa mattina, 34 i dimessi, resta fermo a 9 il numero delle persone che hanno perso la vita nelle strutture territoriali del Veneto. E tra i tanti temi affrontati questa mattina nel consueto punto stampa del governatore Zaia, governatore che è stato interpellato sull'indizione delle elezioni regionali comprese, ha definito una follia convocarle in autunno quando gli esperti prevedono un ritorno del Covid-19. Una follia pensare di indire le elezioni amministrative in autunno quando si prevede un ritorno del Covid-19. Lo ha detto senza mezzi termini il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del quotidiano Punto Stampa, augurandosi che le si convochi il prima possibile e che lo stesso ministro della Salute Speranza intervenga in caso su questo tema. Farle in autunno vuol dire non prendere in seria considerazione che ci sarà comunque una recrudescenza del coronavirus. Rischiamo di non farle più. Bisogna comunque star fuori dalla fase autunnale, perché se arriva presto, e sappiamo che le previsioni sono che comunque ci sarà un ritorno, perché poi pian piano negli anni sarà la nostra influenza, trovo sbagliatissimo pensare a una sessione autunnale o addirittura invernale. Zaia, che ha commentato l'iniezione di risorse prevista dal governo a favore delle aziende, parlando di provvedimento importante al quale però suggerisce di inserire una postilla. Bene aiutare le aziende, però bisogna inserire una clausola obbligatoria, bisogna che paghino i conti. Guardate che il vero problema di questo 2 mesi ormai è che tutti avanzano soldi da tutti. Non è che puoi far ripartire un'economia così. E allora, se il finanziamento è legato al fatto che devi essere diligente e rispettoso nei pagamenti, se no ti viene revocato il finanziamento, ha un senso. Ma c'è anche il rischio se no di andare a dar soldi a qualcuno che poi non paghi i conti. Presidente che fa il tifo per la riapertura delle aziende, ma definisce un boomerang a livello sanitario sfruttare il silenzio assenso senza l'avallo della comunità scientifica. Torna poi sugli ospedali Zaia, ribadendo quanto già annunciato ieri. Vi dico già che noi non disarmeremo
le terapie intensive. Ma molto nella riorganizzazione del dopo emergenza, dice, cambierà in tutte le strutture sanitarie. Quanto ai numeri, il governatore commenta così i 297 ricoverati in terapia intensiva. Onestamente è da un pezzo che non vedevo sto numero. Avessi andati sotto i 300. Quello dei contagi continua a salire, ma si spiega con lo smaltimento dei tamponi eseguiti e ancora in attesa di esito diverse migliaia. Adesso speriamo di andare a regime, cioè non è colpa di nessuno, è il mondo che va così. Se avessimo tamponi e avessimo fisicamente il tampone e reagenti, andremmo spediti a 100 all'ora. Il problema è che i reagenti non ce li abbiamo. La Regione ha investito su nuovi macchinari nel corso dell'emergenza e di oggi il completamento delle installazioni in azienda ospedaliera di Padova di una nuova macchina di fabbricazione olandese che garantisce 9.600 tamponi al giorno, eseguendo in 15 minuti quello che la macchina precedente effettuava in 2 ore. Presidente Zaia, che ha fatto un passaggio anche sulla necessità di far cambiare rotta al governo rispetto alle televisioni e alla stampa locale, per le quali al momento non è previsto alcun tipo di sostegno. Noi stiamo spingendo e lavorando per questo, visto e considerato che non è che si sta facendo una marchetta alle TV private, si sta semplicemente garantendo il pluralismo. E penso che sia fondamentale riconoscere il lavoro di tutti voi. Avete fatto un'opera di protezione civile, chi ve lo fa fare star qua con le dirette tutti i giorni? Potevate anche portarvi a casa qualche servizio preconfezionato e via. Penso che questo adesso è un lavoro davvero. Ma guardate, i colleghi presidenti sono tutti d'accordo con me su questo. Io ne ho parlato sia con il Presidente del Consiglio che con il Ministro Boccia di questa partita. Penso che sia doveroso riconoscere questo. Non è che stiamo parlando di Antena 3 piuttosto che di Telenuovo o di come si chiama? Telemanduria? No. Telenorba, scusa. Telenorba o altre televisioni. Stiamo parlando di tutti. Non è un intervento ad hoc su uno. Stiamo parlando di tutti. Sono tutti lavoratori, ci sono tanti giornalisti coinvolti, insomma c'è un mondo. E collegato dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Schiavonia, il direttore Fabio Baratto ci racconta come fronteggia ogni giorno in prima linea l'emergenza Covid-19. Sì, anche per noi così, abbiamo trasferito anche oggi un assistente di reparto, stimato respiro spontaneo, quindi siamo a 6 fino adesso, e stiamo curando degli altri pazienti, quindi notiamo una certa ondata, chiamiamo così, di miglioramento nei nostri pazienti dopo tanti giorni di stazionalità, e quindi il numero totale dei nostri ricoveri è sceso a 20. Il primo dato con cui ci vuole salutare è quello del calo dei ricoveri nel suo reparto, quello di terapia intensiva dell'ospedale di Schiavonia. Fabio Baratto dal 21 febbraio lavora senza sosta, il suo viso è nascosto dietro 2 mascherine, quando lavora indossa anche una visiera con cuffia per proteggersi e proteggere i pazienti. Il Covid-19 è un virus aggressivo, spiega, attacca con violenza i polmoni. Quando le persone contagiate arrivano qui in terapia intensiva sono sedate, vengono intubate. Medici e infermieri però ci tengono ad avere un rapporto con le loro famiglie. Le famiglie è instaurato un rapporto, diciamo così, virtuale, nel senso che siamo dotati di un tablet, diciamo delle videochiamate che stiamo facendo noi, e già il fatto di vedere un viso al di là e non solo una voce telefonica per loro è importante. E anche per chi lo desidera facciamo vedere l'ambiente. Dietro le mascherine i segni della stanchezza di uomini e donne che dal 21 febbraio non possono abbracciare parenti o figli e devono combattere ogni giorno, ma nonostante ciò riescono a regalare sorrisi. Nessuno è immune, tutti rischiano di ammalarsi, per questo bisogna stare a casa. E soprattutto i giovani abbiamo pazienti giovani che sono qui, quindi nessuno deve essere. Vedere gente in giro, garantisco che qui dentro ci sta veramente molto male. E restiamo nel Padovano con tutti gli aggiornamenti sulla situazione nelle case di riposo. 2 anziani morti nelle ultime 24 ore, un 81enne di Montegrotto e un 80enne di Selvazzano. Entrambi erano ospiti alla residenza al parco di Galzignano. I morti all'interno della casa di riposo salgono così a 9. Il triste aggiornamento dei decessi all'interno delle strutture per anziani non riguarda questa volta Merlara, dove i morti sono fermi da 2 giorni a 24.
Il numero adesso in struttura, lei sa, sono 48, quindi da 74 a 48, perché uno è ancora all'ospedale e anche adesso la preoccupazione, oltre a quella degli ospiti che ci si augura sia finita qui, insomma gli decessi siano terminati, c'è anche la grossa preoccupazione economica, perché l'ente vive con 24 ospiti in meno, chiaramente diventa anche un problema di carattere economico. All'interno della casa di riposo Scarmignan, dice il sindaco, ci sono 3 anziani chiusi nelle loro stanze che risultano negativi. È guarito anche il vice sindaco di Merlara e la presidente della struttura. Il sindaco invece è in attesa di effettuare il tampone per scoprire se si è negativizzata. Ma sul fronte contagi a preoccupare un nuovo focolaio, quello del pensionato di Bovolenta, Sereni Orizzonti. Qui gli anziani contagiati al momento sono 36. Aspettando gli altri 31 tamponi. Stamattina ho avuto una telefonata piacevole da parte del vescovo, che ovviamente ha saputo della casa di riposo e anche vicino alla comunità di Bovolenta. Ecco. Gli operatori sono 43, ce ne sono 4 di positivi, quindi vediamo come siamo messi col personale. Poi ovviamente sapete che la casa è privata, quindi casa di riposo è privata, e quindi sentirò come siamo messi, perché faccio aggiornamenti costanti. A Padova 55 contagi anche all'interno del pensionato Maria Bambina di via San Massimo. E accanto all'emergenza sanitaria c'è l'emergenza economica, alla quale il governo sta cercando di mettere mano attraverso le ulteriori misure. Ieri sera l'annuncio di un nuovo decreto dopo un Consiglio dei Ministri fiume. Nel corso della nostra edizione straordinaria questa mattina abbiamo avuto in collegamento via Skype il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, con il quale abbiamo affrontato i punti principali di questo decreto. Sentiamo le parole del sottosegretario. Certamente non sono a fondo perduto, ma noi abbiamo anche fatto una sospensione dei pagamenti, cosa che abbiamo riproposto anche nel decreto di ieri sera. Non c'è solo la liquidità, c'è anche la sospensione per aprile e maggio di tutti i pagamenti, IVA, ritenute, eccetera, da parte delle imprese. Quindi siamo in una situazione nella quale facciamo tampone, ma la liquidità è molto importante. La stragrande maggioranza delle imprese sta chiedendo che ci sia una veloce erogazione, non hanno posto il problema del fondo perduto, perché tutti capiscono la situazione in cui siamo, ed è importante che questi soldi siano ad un tasso molto molto basso, praticamente siamo allo 0,2, quindi simbolico, una restituzione per 6 anni, che peraltro non può partire anche tra 2 anni come richiesta da parte dell'imprenditore, e fino a 25.000 euro senza nessuna pratica e senza verifica preventiva della banca. Quindi insomma è un intervento davvero di ossigeno alle imprese. Questi interventi non riguardano il pagamento dei dipendenti, ma possono riguardare entrambe le cose che diceva lei, cioè pagamenti vari, sapendo che tutti quelli verso lo Stato sono sostanzialmente sospesi, ma per esempio pagamenti verso fornitori, perché è molto importante che continui a circolare il denaro e che quindi ognuno paghi. E il secondo, per predisporre anche ciò che serve quando, ci auguriamo a breve, ci fosse la ripresa. Io penso che la stragrande maggioranza utilizzerà la soluzione dei 25.000 euro, perché è quella che riguarda le piccole e piccolissime imprese. Il decreto di aprile porterà a 800 euro le risorse per i professionisti e le partite IVA, allargherà la cassa integrazione e allungherà anche il periodo, cioè prorogheremo ulteriormente la cassa integrazione, e soprattutto interverremo con un reddito di sostegno, di emergenza per quella fascia che si è trovata senza ammortizzatori e senza reddito. Riaprire nella massima sicurezza le aziende venete strategiche per l'export. Questa è la priorità per gli industriali veneti, che promuovono l'ultimo provvedimento del governo, pur rimanendo in attesa di dettagli e del nuovo decreto di aprile.
premesso che non possiamo mediare tra sicurezza e profitto, sono assolutamente d'accordo, ma oggi le aziende che esportano sono strategiche per il Paese. Aprire gradualmente e in massima sicurezza le aziende venete strategiche per l'export, è questa la priorità per gli industriali veneti in un mondo che nonostante il virus continua a produrre e competere, seppure con volumi più bassi, né più né meno che la legge del mercato. Ci sono alcuni competitor nostri che ci stanno rubando quote di mercato e fanno bene, perché noi faremo la stessa cosa, quindi stiamo perdendo delle commesse importanti. Restano le risorse liberate dal governo a favore delle imprese e quei 400 miliardi di garanzie che saranno erogate attraverso la società SACE e il fondo PMI. Di primo acchito sembra positiva. Il problema poi sono due, se posso. Uno è la velocità. Hanno fatto qualche settimana fa il provvedimento dei 600 euro delle partite IVA, ma penso che oggi nessuno abbia visto un euro di quei 600 promessi. E secondo, che bisogna riaprire, ce ne facciamo poco della liquidità se poi le aziende non possono aprire. Promosso invece l'allargamento della cosiddetta Golden Power, che permette al governo di evitare che gli asset strategici del paese finiscano all'estero, compreso l'agroalimentare cruciale in Veneto. Sulle grandi aziende strategiche poi sembra che il governo stia alzando un muro in modo da non permettere che settori importanti siano scalati. Questo è molto importante. Possibile anche il fenomeno contrario, il reshoring, con il ritorno dall'Asia di alcune produzioni un tempo delocalizzate all'insegna della riduzione delle filiere di approvvigionamento. Se anche noi come sistema impresa riusciamo a fare qualche cosa con più valore aggiunto, quindi con prodotti con un po' più di intelligenza dentro, secondo me molte cose potranno essere riportate qui. E poi c'è il fronte della scuola. L'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan boccia il decreto scuola annunciato dal governo, così dice si crea disimpegno, assessore che continua ad essere contraria anche alla ripartenza il 1° settembre. Lo boccio. Perché lo boccia? Lo boccio per due ragioni. Lo boccio perché il ministro di fatto ha incontrato le regioni per la prima volta oggi a valle del decreto, cioè non ha inteso confrontarsi con noi su un tema che è di competenza non esclusiva dello Stato, ma anche competenza concorrente. L'istruzione, per quanto riguarda l'istruzione della formazione professionale, l'istruzione tecnica superiore, per quanto riguarda il calendario scolastico, quella addirittura è una competenza delle regioni. Ecco, il ministro sarebbe lei da bocciare più che il decreto, perché non ha inteso ragionare con noi. Ho ritenuto sbagliato il suo intervento, più volte rimarcato appunto mai con un atto scritto e formale, ma certamente attraverso la comunicazione, le interviste, le uscite sulla stampa e i social, di dire che l'anno di fatto sarebbe finito. Ho detto questo è un messaggio particolarmente diseducativo e genera un disimpegno nei confronti dei ragazzi. Oggi il ministro ha assicurato che lei non ha detto mai una cosa del genere e che saranno i decreti a parlare. Bene, io mi sento rassicurata in questo. E l'ultima questione: stamattina, prima dell'incontro con il ministro, avevamo riunione di giunta con quindi il presidente, tutta la giunta, ma in particolare con il collega Caner. Abbiamo condiviso invece una formazione molto dura per quanto riguarda il mese di settembre. Il ministro aveva lasciato intendere anche nel decreto di ripartire il 1° di settembre. Noi diciamo il settore turistico, che riguarda tutta la nazione, che riguarda il Veneto in maniera significativa ed è stato così massacrato da Covid-19, potrebbe avere un pochino di respiro a settembre. Ecco, noi riteniamo che vadano coniugate le esigenze della scuola anche con quelle delle imprese. Adesso lasciamo la pagina dedicata al coronavirus, passiamo con le altre notizie, però subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria. In diretta con la cronaca, 2 donne sono morte annegate questa notte nella laguna di Venezia. Poco prima erano salite a bordo di una motonave della CTV.
Sono morte assieme, annegate nella laguna di Venezia, 2 sorelle di 39 e 43 anni, che poco dopo la mezzanotte erano salite su un mezzo della CTV diretto al Lido da Punta Sabbioni. Quando la motonave ha attraccato alla prima fermata, il personale di bordo si è accorto che non c'erano più. L'allarme lanciato dal comandante ha dato il via immediato a ricerche che si sono concluse tragicamente circa 2 ore dopo, quando una delle 4 imbarcazioni dei Vigili del Fuoco, intervenuti anche con i sommozzatori, ha trovato i corpi senza vita delle 2 donne. I corpi sono stati rinvenuti sull'isola artificiale al centro del canale del Lido, sul versante di Treporti. È vero che le 2 donne si stavano tenendo per mano? Sì, mi risulta, questo hanno riportato i soccorritori che hanno ritrovato i corpi senza vita. La sorella minore aveva con sé i documenti ed è stata identificata immediatamente. Era una cittadina marocchina residente a Marghera, arrivata in Italia con lo status di rifugiata. Sul posto sono intervenute anche la Capitaneria di Porto e i Carabinieri. Non era stato difficile per il personale della CTV accorgersi della loro assenza. Erano le uniche 2 passeggere della corsa. Di loro, a bordo, erano rimaste solo le scarpe e una bevanda. Al momento le modalità dell'evento sono ancora in fase di accertamento. Quello che posso dire è che sono state ritrovate a bordo le scarpe di entrambe ben ordinate e ben riposte e questo suggerisce normalmente un evento volontario. Però tutte le altre opzioni sono al vaglio e si stanno facendo degli accertamenti. Le fiamme stanno distruggendo una parte del bosco in località Luvigliano sui Colli Euganei, siamo in provincia di Padova, ancora sconosciute le cause del rogo tenuto sotto controllo dai Vigili del Fuoco di Padova. L'elicottero dall'alto sorvola l'area e scarica l'acqua, mentre dalle pendici i mezzi dei Vigili del Fuoco cercano di individuare il punto di partenza dell'incendio. Si lavora senza sosta per contenere le fiamme divampate martedì pomeriggio su fianco del Monte Solone, nei Colli Euganei. Il fumo denso, visibile anche dalla tangenziale, il rogo alimentato dal vento si è propagato velocemente salendo dal ciglio della strada, via Vallarega in località Luvigliano, verso il bosco, senza però sfiorare le abitazioni vicine che al momento non sono state evacuate, non risultano feriti. Sul posto sono arrivati i carabinieri insieme al corpo forestale e alla protezione civile e al sindaco di Torreglia. Ancora difficile definire le cause dell'incendio, non si esclude possano essere di origine dolosa. E nel Bellunese un altro incendio è costato la vita ad un'anziana di 85 anni. La tragedia si è consumata questa mattina a Serena del Grappa. L'anziana è deceduta nel rogo della sua abitazione in via Buzzati, nella frazione di Rasai. Le fiamme si sono sprigionate all'interno del soggiorno e lì i pompieri hanno trovato riverso a terra il corpo dell'anziana. L'origine dell'incendio è al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco, sul posto anche i carabinieri e i sanitari del SUEM. Nella notte un altro incendio in via Roma a Ospitale di Cadore ha completamente distrutto il tetto di una palazzina con più appartamenti, 2 di proprietà di villeggianti e un altro occupato da 2 fratelli della zona che fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo. Le fiamme sono divampate attorno alle 3:45 e hanno tenuto impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco di Pieve di Cadore, Belluno e i volontari di Valle di Cadore e Longarone. Le operazioni di messa in sicurezza del caseggiato si sono concluse in tarda mattinata. Le cause dell'incendio probabilmente riconducibili al surriscaldamento o malfunzionamento di una canna fumaria. Voltiamo pagina, parliamo dello sport, un mondo sportivo fermo a causa dell'emergenza coronavirus. La stagione 2019-2020 della Serie A femminile di volley è stata assegnata a tavolino all'Imoco Conegliano, ma non lo scudetto, e coach Santarelli non perde le speranze di poter concludere il campionato. Imoco Volley, vincitrice della regular season sospesa in anticipo per l'emergenza coronavirus, al sestetto coneglianese che aveva esordito in questa stagione con la vittoria in Coppa del Mondo per club. Non dunque l'assegnazione a tavolino dello scudetto, quella aspetterà in caso alla Federazione Pallavolo, ma la prima posizione in stagione che consente l'automatica qualificazione alla Champions. Per coach Davide Santarelli una magra consolazione per una squadra che da ottobre a febbraio aveva perso in campionato una sola partita. Significa poco in questo momento perché
è una via di mezzo fra l'aver stoppato tutto, non aver assegnato nulla e l'aver dato invece dei titoli a cui noi puntavamo tantissimo. È ovvio che per noi è un po' difficile accettare la decisione di ieri, perché eravamo in ballo, ci stavamo provando in tutti i modi a far sì che questa potesse essere una stagione indimenticabile per tutti. È ovvio che se succede una cosa così grande tutto questo passa in secondo piano. Di certo le ambizioni dell'Imocco erano altre. Santarelli continua a sperare che la stagione non sia chiusa qui e che magari a giugno si possa riprendere a giocare. Capisco alcune società che spingano per non continuare, perché pensano che non ci siano più le condizioni per poter continuare. Io penso invece che con lo slittamento delle nazionali e 6-7 mesi di inattività totale delle atlete ci sia la possibilità anche di recuperare questa stagione. Tanti immaginano dei play-off in modo da accorciare nettamente la stagione, così da assegnare però dei titoli a maggio e giugno. Qualcuno parla di giugno e luglio. Non ci dimentichiamo che potremo tranquillamente, per quanto riguarda la Champions, giocare nel giro di 10 giorni. Per quanto riguarda il campionato, io credo che la formula migliore sia quella della Final 8 che abbiamo adottato per la Coppa Italia. Lo stop in termini atletici non preclude una ripresa dell'attività sportiva in tempi rapidi, dice. Io credo che le professioniste, perché le giocatrici sono delle professioniste, se sono tali continueranno a mantenersi in forma, e il recupero quella condizione per poter giocare a pallavolo secondo me necessita di 3 settimane circa. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. La presenza dell'anticiclone garantisce un'atmosfera stabile. Ecco dunque che anche mercoledì 8 aprile avremo bel tempo e clima molto mite. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione meteorologica. Sul Veneto avremo una splendida giornata con sole protagonista su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà sereno, vedete infatti che la nuvolosità sarà praticamente inesistente. Temperature ancora in lieve aumento, minime tra i 5 e i 9 gradi, massime comprese invece tra 19 e 21 all'incirca. Ampio soleggiamento anche sul Friuli Venezia Giulia, non sono attese precipitazioni e il cielo sarà terso e limpido. Temperature minime tra 7 e 12, valori massimi oscillanti invece tra i 19 e i 22 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui tempo stabile, il cielo sarà sgombro da nubi. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime invece fino a 24 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.